Raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, torniamo anche su Euro Truck Simulator perché si è accesa anche la radio, non lo so, adesso controllo i tasti che cacchio ho combinato. E niente, siamo su Euro Truck, riparte anche la Veneziana dei Trasporti. E niente, siamo qui con il nostro Scania Obesotto, con una livrea qua, una skin TNT che mi piaceva, TNT, parapapapa. Siamo ad Amsterdam, il tappone di oggi è Amsterdam, aspetta che ve lo dico, coccola, perché sono un bambino coccoloso. In Finlandia ci sarà anche l'alternanza delle stagioni, se siamo in autunno, ho messo la mod autunno, quando arriviamo più a nord ci sarà la mod invernale, perché siamo un po' così noi ragazzi, siamo un po' così. Allora, la previsione di orario è di arrivo alle 23:28 di venerdì, noi dobbiamo arrivare entro domenica alle 10:35, quindi per il momento siamo in tabella di marcia. Siamo col volante ovviamente e si va ragazzi, si volo. Viaggio molto lungo, 2000 chilometri. Diciamo che queste mod delle stagioni sono un po' pesantine, però non ho grossi problemi. Adesso c'è un clima autunnale e dopo andremo con un clima più invernale, ovviamente, nel nord Europa. Sta buona vecchia, sta buona. Con il volante, mi mancava il volante. Qui ad Amsterdam, signori, a dominare la scena. Sto cercando di capire come mettere la webcam per far vedere il volante, perché mi cade. Devo prendere un supporto probabilmente. Questa cosa per fly. Ok. Eccolo qua il nostro camion sospendere, però ok, non si vede molto le lampeggianti perché chiaramente è giorno, sono le 10 del mattino in quel di Amsterdam Center. Scusate, devo bere ragazzi. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Io continuo dritto, signora. Andare Oh mia bella Madunina, che ti brilli da lontano, le tutta d'ore piccinina, ti te dominet Milan. Sì. Ok. L'ho detto ragazzi, si tornava con simulatori, giochi retro e unboxing, collezioni, robe varie. Questo è il programma progetto cumendiano. Difficilmente ci saranno giochi moderni o comunque giochi che, cioè, a parte i simulatori, con tutta onestà. Stiamo portando plastica usata, mi sembra. Sempre cose belle portiamo noi. Aspetta, no, non così. Ho anche il panel SciTech Farm panel. Plastica usata ragazzi, noi siamo questi. Noi siamo quelli della plastica usata. Benza ne abbiamo. Sonno no, perfetto. Siamo in bolla, pronti per coccola sera. Non è questa la pronuncia sicuro, ma ti brilli da lontano. È un clima autunnale, sì, insomma. Sì, ci sono degli alberi un po' così, però pensavo un po' più di sfumature di arancio, di marrone. Invece, insomma, comunque, buon lavoro, però si può fare sempre meglio, ragazzi. Solamente la mod invernale è più bella. Che ti brilli da lontano. Ok, ragazzi, comincia l'avventura e adesso vai di Tom Cruise Control. Siamo in pilota automatico quota LFL 290. Chiaramente noi ce ne sbattiamo le palle dei limiti di velocità, noi pompiamo a manetta perché noi siamo dei pomponi, siamo. Occhio. Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Diciamo che la mod invernale la volevo far partire diciamo, i paesi scandinavi, Islanda, anche il Regno Unito, per carità. Comunque è vero che non è che ci sia la neve tutti i giorni, però ci può stare. Certo non posso mettere la mod invernale a Barcellona, ecco. Sarebbe un po' curiosa la cosa, ecco. Detta in maniera simpatica.
O a Palermo. Cioè, immagini la neve a Palermo? Io direi anche di no. Non c'è molto traffico. Ora vediamo, stiamo andando verso, ovviamente, di là. Dobbiamo prendere anche il traghetto. Vediamo se c'era qualche incidente comediano, che sono famoso per queste cose. Ma guarda, 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 guarda. Signori, qua passa il Cume. In questa meravigliosa Olanda. Adesso vorrei stare un po' nei paesi nordici, soprattutto per la neve, quindi Melinda, signori, Melinda, Melinda. Rimorchio Melinda e me lo godo. Guarda che bello. Io vado dritto. Mancano solo 1954 km. Chiaramente farò dei tagli, ragazzi, perché se registriamo tutto il viaggio facciamo un viaggio troppo lungo a livello di registrazione e non va bene. Però siamo tornati anche su Euro Truck Simulator, il gioco che ho portato. Non voglio dire sia stato il primo, però sono i grandi vanti cumendiani che non contano un cacchio alla fine, solo a fini statistici cumendiani, ma è così, nessuno si ricagava sti giochi. Fly, Euro Truck, MotoGP, lo ricordo sempre, MotoGP, siamo in Deutschland intanto, e tanti altri, ma va bene, insomma. Il Cume, lo sapete, è un ragazzotto un po' curioso e se ne sbatte. Perennemente in corsia di sorpasso a dominare le scene. Comunque dai, si vede che è un paesaggio autunnale, no, oddio, e non estivo, dai, si vede. Mamma mia che frenata che mi ha fatto. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Stiamo pompando parecchio, Uscire a destra. Andare dritto. Tenersi a destra. Ok. Verso Amburgo e Brema. Tenersi a sinistra. 8. Ok. Molto bene. Ok, direzione. Traghetto. Vogliamo il traghetto. A doppia linea continua, quindi anche se non ha la patente non si può minimamente sorpassare. Sorpassare qua vuol dire fare qualcosa di indegno, indecente. Scaldiamo un po' le gomme. Traffico importante, traffico importante. Sono le 15:07 e già il sole sta tramontando in questa fredda uggiosa giornata di autunno. Ah, siamo già al traghetto, allora ragazzi, si gode a manetta. Dovrebbe essere di qua, no? Che bello, che bello. Siamo giusti? Ok. Ma sì, però ho sbagliato perché qua
Ecco, non fatelo a casa, ragazzi. Buono. Ok. Lentamente. E adesso ci riposiamo un po'. E ci becchiamo dall'altra parte del mondo. E ci siamo, Beppe. Siamo in Danish, Danimarca. La seconda uscita. Dai. Uscire adesso. Ok. Direzione Copenaghen, Saner. Che figata, signori. Allora. Manca ancora tanto. Dobbiamo arrivare entro domenica alle 10:30. Ci siamo tranquillamente, però devo anche dormire, quindi non possiamo di certo bighellonare. Ecco, non posso mettere sta mod a Madrid, ad esempio. Non è molto realistica, ecco, una Madrid così. Già, la Scandinavia, magari il Regno Unito, l'Islanda, qualche paese dell'est più a nord, ci può stare. Ok, cazzo, la benzina, siamo senza benza, fioi. 780 km perché siamo anche in un posto dove non è che hai un benzinaio ogni 3 minuti. Ma porca miseria, ma guarda, per guardare sono una pippota, ora che danni ho fatto al camion. Ecco, classici vaneggi cumendiani, signori. Poco traffico qui in Scandinavia per il momento. Solo un paesaggio ostile e molta neve. Guarda che bello, però. Che ti brilli da lontano. Se però il finestrino c'è un po' di freddo, signori. Ma poi siamo entrati in una new dimension. Sentite, ragazzi, che inglese di padrelingua. Mamma mia, che roba, signori, che roba sto Cume. Un Cume arrogante a tratti. Oh mia bella Madrid. Scusate, oggi un po' di milanesimo nel sangue, nelle vene. Sto dicendo, ragazzi, Eurotrack mi porta a commentare in maniera inappropriata qualsiasi cosa. Comunque 1300 km, ragazzi, manca ancora una vita. Siamo lontanissimi dalla meta. Merda. E la sfida che ho già anche scoperto sta città, quindi vado in una città già vista. E la mappa rimane inesplorata per il 70%, con tutte le città che ci abbiamo messo con la Promoth. Non dicono quelli bravi. Ecco Trans, ragazzi. Ecco Trans. Da non, come si dice, se dobbiamo sbagliare con Econ Trans. Ecco Trans. Ecco Trans. Antica notte. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non serve. Faccio vedere un attimo se non andiamo a schiantarci. Eccolo qua. No? Ok. Boh.
Manca ancora una vita, ragazzi. Abbiamo scelto per ricominciare un viaggio bello tosto, un viaggio bello lungo. Bisogna fare benza, bisogna fare benza. Box, box, box. Ok. Un po' di benza non guasta mai. Un nuovo percorso. Ok, chiudiamo e andiamo. Dove vecchio su? Stiamo caricando a sbrega. Partiti 2000 euro. Mamma mia, che giornata di notte pure, non nevica, ma solo la neve. Direzione Göteborg, Stoccolma. Helsingborg, grazie Helsingborg per la gioia che ci avete regalato nel 99-2000 se non erro. Che hanno buttato fuori l'Inter dei preliminari Champions League quando l'Inter era l'Inter. Prima di Calciopoli, quando il calcio era bello. Quando non dovevi arrivare terzo per vincere un campionato. Ma questa è un'altra storia. Buoni complimenti all'Inter per il 20º/19+1 scudetto. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. E adesso entriamo in stradine tortuose o sempre autostrada? Perché qua con la neve è rischioso tutto ciò. Sì, ancora autostrada. Questo delle zone stupende, veramente. Scorci mozzafiato. Però noi beccheremo sicuramente viaggi con solo autostrada, che per carità è simpatica, ma rompe un po' i maroni, detta simpaticamente. E adesso siamo belli carichi, la benzina siamo messi bene, abbiamo un'autonomia di un po' meno di 2000 km, quindi arriviamo tranquillamente. E niente, il viaggio procede abbastanza bene, qualche danneggino qua e là, ma nulla di rilevante per il momento. Prima mi sono ascoltato un po' di radio, però perché ecco, il problema di Eurotrack è che non è che puoi fare come Fly, che ti fa intanto, non so, ti vai a sistemare la cucina, ti prepari da mangiare, fai qualcosa, cioè devi comunque stare a guidare, ma se non ascolti un po' di musica prendi sonno. Very Freddy, qua potrei scoprire questa città però. Però il problema è che posso fare 1000 giri per tornare, dai, stiamo in autostrada, va che è meglio. Con questo clima invernale. Stiamo attenti che non voglio fare cose grosse. A cocolla. Quindi no. Direi questo. Imbarco 9 ore, ragazzi.
9 ore. Go. Scusate, momento di panico. Momento di panico, come andiamo. Ok, questa l'ho esplorata, bene. Sono un turista baltico, godo. Però sono le 21 ed è tornata la romantica notte. Stiamo trovando sempre bel tempo, it's incredible. Mancano 380 km, signori. Ci siamo quasi. Ora ce lo spariamo tutto in diretta e in esclusiva il viaggio. Praticamente non dovrebbe diventare un video lunghissimo, spero. Adesso le dura però non vedo un cazzo. Aspetta. Ok. Prepararsi a voltare a destra. A destra per Turku e soprattutto Helsinki, dove gioca l'HJK di Helsinki, dove c'è la casa di Litmanen. A destra. Andiamo a trovarlo. E poi Ampalo soprattutto. Del nostro Poggi Ampalo. Poi se non sbaglio Litmanen è la città natale Tempere forse. Boh, non mi ricordo. Attenzione qua, rischio inaccettabile. Rischio inaccettabile. Guarda quanta coda alle 21. Calma, 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 calma. Pazzie cumendiane, The Crazy. È tornato il The Crazy, signori. È tornato il The Crazy. È tornato il signor The Crazy. Tenersi a destra e poi Uscire a destra. voltare a destra. Buono, buono. Faccio. Perfetto. $356 km. E qua siamo proprio nel cuore della Finlandia. Suoniamo. Siamo stra in orario. Però qua non è autostrada, ragazzi. Boh. Spostatevi il cume, deve passare Tom Cruise Control. E andiamo belli a portare sta plastica usata, cioè. Ma che cazzo di trasporto è plastica usata? Ai ai ai. Viaggio importante, eh? Ah, andare dritto. Tenersi a destra. Ok. Dai che ce la stiamo giocando bene. Voglio arrivare in un anticipo disarmante. Dare dritto. Sì, sì, io vado dritto, amore. A Pori. Cos'è la città di Pori?
La Poli City. A destra. Dai che non c'è molto traffico, per fortuna. Pori. La fantasmagorica Pori, signori, che forse la scopriamo, speriamo. Datemi Pori, signori. Datemi Pori. Oh. Oh, dammi Pori. Niente. Devo andare per forza giù, ma vaffanculo, ma. Ma fammela scoprire, no, niente. Mamma mia. Qua. Quanta neve, ragazzi, qua. Qua siamo proprio fiori. È aumentata la neve qua, Qua siamo proprio nei boschi innevati finlandesi. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Ma dove cazzo devo andare? Cioè, è chiaro che vado dritto. Andare dritto. Sì, grazie, amore. Apro un attimo perché vado un attimo di abbagliante. Vedo un cazzo. Mamma mia, dove siamo, Beppe? Sono le 22:53. No, oddio, è finita. No! La salva. La salva. La salva, signori. Attenzione, cosa c'è qua? Aia, problemi. Mamma mia, ho rischiato veramente il ciao proprio. Simone è salita di livello, ragazzi. Molto bene. Bello, scenario bellissimo, hai fatto bene ad andare in Scandinavia come ritorno su Eurotrack. Meno di 180 km all'arrivo, signori, ci siamo, arriviamo con un anticipo di un giorno sul tabellone di marcia come indiano. Questo è un camion bello lungo. Diciamo che abbiamo 20 milioni di euro, quindi non siamo messi male da un punto di vista prettamente economico. Ok, ma bello. 150 km. Sì, la freccia qua va a caso. Comunque abbiamo 3000 km con sto camion nuovo. Auro. No, fioi. Ciao. Qualcosa di meraviglioso.
Ai ai ai. Abbiamo come si dice, delle fabbriche, delle aziende disperse. Qua devo rischiarla. Deve passare il cume. Deve passare il cume. E noi sorpassiamo Beppe. Piano. Sì, io vado dritto, amore mio. Faccio tutto quello che vuoi. 93 km. Voltare a destra. Va bene. Prepararsi a voltare a destra. Va bene. Voltare a destra. Scusate un attimo, però. Insieme a voi. Aspetta, non si riusciva a fare, ma stavo scegliendo la foto copertina. Cioè, questa con l'aurora boreale non è proprio orrenda, è che si vede poco il cambio, aspetta. Bello. Aspetta un attimo, insieme vogliamo in ritardo adesso. Allora. Vediamo tutto. Dai, ci proviamo questa. Ok, ciao, vediamo un po' quella più bella e deciderò. Boh. No! Ecco. Lo dovevo prendere. Ho preso in pieno il paletto, godo. E che quantomeno siamo arrivati, questo è importante. Ok, scusate ragazzi, stavo controllando una cosa. Ho ancora traffico, ma chi è che si muove a quest'ora? Scusate, ma il cume è la priorità su tutto. Stiamo spingendo al massimo a 130 orari praticamente. Su una stradina innevata della Finlandia. Qua c'è qualcuno fermo. Questo clima è normale, ci sta. ...35 chilometri. Stiamo correndo tanto, rischiamo veramente il botto decisivo. Scaldiamo le gomme e andiamo. Io suono. Grazie. Dai che siamo arrivati a Coccola. A Coccola Sener.
Ce l'abbiamo fatta. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Sono già stato qua, non mi ricordo ovviamente minimamente. Uscire adesso. Va bene. E abbiamo portato a casa il risultato. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Ma dai, dai. Mamma mia, oh. Mamma mia, in curva così sono un pazzo, però. Eccola là. Meno male che si è fermato. Ha capito la pazzia come indiana. Bravo, bravo camper. Bravo camper. Grande camperone. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ah, questo dove va? Sto qua. Ma guarda se avere in mezzo i maroni. Voltare a sinistra. È stato immediato. Sublime, sublime. Siamo arrivati, Beppe. Bonus anche ciao. Andiamo. Excellent. Boom, 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 boom. E siamo al livello re della strada, livello 40. E godo. Buon orario sotto il comandone veneziano. Mi sembra un buon viaggio, un buon inizio, un buon ritorno. Ciao!